Carenza di personale, pensionamenti, mancato cambio generazionale. In Veneto è caos con i medici di base e a pagarne le conseguenze maggiori sono soprattutto gli anziani. L'allarme arriva dai sindacati dei pensionati, CGIL, CISL e UIL, preoccupati perché consapevoli dell'importanza di questa figura per un anziano. Vedersi costretti a fare chilometri per raggiungere un medico nuovo che non conoscono, difficoltà nel trovare un appuntamento in tempi rapidi o in tempi sostenibili, sta creando una situazione che non può essere lasciata così senza una soluzione anche temporanea. Queste difficoltà, accentuate dalla pandemia, dicono i sindacati, si sopperiscono sulla carta aumentando il bacino di ogni medico di base da 1500 a 1800 pazienti. È un allarme che noi abbiamo lanciato e chiediamo alla Regione di intervenire, denunciando anche contemporaneamente l'assenza e gli errori di programmazione da parte della Regione Veneto, che è una delle regioni che ha meno investito sulla formazione dei medici di base, per cui ci troviamo con una grandissima carenza. C'è una ricerca dell'IRES recente, insomma, nei mesi scorsi, che aveva evidenziato già quante erano le zone carenti in Veneto di medici di base e come in Veneto l'età media dei nostri medici sia molto elevata e il pensionamento non è un evento straordinario. SPI, FNP e WILP quindi chiedono di partecipare al tavolo di confronto che la Regione aprirà sulla medicina territoriale. Bisogna urgentemente investire nella sanità del territorio e realizzare le medicine di gruppo, che sono una risposta organizzativa che consente di rendere più efficiente anche il lavoro dei medici, sviluppando le professionalità. Investire sull'infermiere di famiglia, che può svolgere un ruolo importante, e sostanzialmente utilizzare le risorse del PNRR per rafforzare la sanità pubblica nel territorio, perché non si capisce come non abbiamo medici nella sanità pubblica, ma le strutture private invece i medici ce li hanno.